Promuovere e sostenere l'allattamento al seno come pratica di benessere, salute, ma anche sostenibilità economica, ambientale e sociale. Questo è Sora Allatta, evento creato dalla psicologa Claudia Perruzza e dall'ostetrica Marta Perruzza dell'associazione Con Te, insieme a tutte le mamme socie. Sora Allatta, per la 5ª edizione, ha scelto di essere al Parco La Posta come partner del primo Festival del Benessere e dove, come ormai da 5 anni, si è rinnovato il flash mob di Sora Allatta, ovvero tante mamme che si ritrovano per allattare tutte contemporaneamente i loro bambini, per dare un forte segnale di come l'allattamento sia importante anche quando i bimbi non sono più neonati. L'edizione 2019 di Sora Allatta, la 5ª edizione, anche quest'anno con tantissime mamme che ringraziamo dal profondo del cuore ovviamente per aver partecipato in maniera così numerosa, e anche quest'anno Sora Allatta si pone come obiettivo la promozione dell'allattamento al seno e il sostegno alle mamme che hanno difficoltà in questo comunque non semplice percorso. E Sora Allatta in più quest'anno si unisce allo slogan del Mami che dà potere ai genitori per la promozione dell'allattamento, quindi l'importanza di tutto il nucleo familiare e soprattutto di quello genitoriale per promuovere l'allattamento e per far sì che diventi un diritto di tutti quanti i bambini quello di essere allattato e un dovere di tutte quante le mamme quello di allattare. E quest'anno in questa meravigliosa cornice dell'Health Village, di cui siamo fiere partner, proprio per promuovere l'allattamento come stile di salute. Siamo davvero molto felici del successo di questa 5ª edizione di Sora Allatta, che ogni anno cresce, ogni anno ci fa vedere tantissime mamme, tantissimi bambini, tantissimi papà, tantissime nonne, e quindi questo per noi è veramente un grande orgoglio, sapere come ogni anno di più l'allattamento diventi importante in un luogo come questo che è la Ciociaria, che è terra di balie. E quindi ci piace lasciare un segno. Quest'anno, grazie al Comune di Sora che ce lo ha permesso, e grazie al vivaio C'era una volta un vivaio che ci ha regalato una bellissima pianta, abbiamo deciso di far piantare papà questa pianta al cerco del Parco Fluviale San Domenico, proprio per ricordare l'importanza dell'allattamento. Quindi anche in futuro questa pianta che crescerà donando la sua ombra e starà prendendo sostegno dal terreno, prendendo nutrimento, così come il bambino prende nutrimento dalla mamma. Ringraziamo i papà che ci hanno aiutato nel piantare questo bellissimo albero, che spero che resterà per sempre qui in questo meraviglioso parco per ricordarci di questa giornata meravigliosa. Durante tutta la giornata nello stand Sora Allatta sono state offerte consulenze gratuite sull'allattamento, la sua gestione e le problematiche inerenti. Pediatri da anni che ci battiamo diciamo, su questo tipo di argomento per quanto riguarda la promozione dell'allattamento materno. Perché? Perché il latte materno comunque è il latte, diciamo, per eccellenza quello ideale per la crescita del bambino. È ideale perché ancora oggi non si capisce effettivamente tutte le qualità, diciamo, energetiche di natura per quanto riguarda la crescita del bambino, e quindi è l'allattamento che, anche se ci sono i latti artificiali che si avvicinano al latte materno, comunque non garantiscono tutte quelle qualità che garantisce il latte materno.